Un 65enne che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cessalto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Treviso per furto aggravato su auto in sosta e per l'indebito utilizzo della carta di credito. La sua tecnica era molto semplice: rompeva il finestrino dell'auto, prelevava la borsa che veniva lasciata incustodita approfittando della momentanea assenza della proprietaria e poi andava a effettuare dei prelievi con la carta bancomat, perché c'era un codice PIN proprio lasciato lì incustodito all'interno del portafoglio. L'attività di ricostruzione della dinamica dei fatti ha permesso di rinvenire un paio di occhiali da sole marca Gucci all'interno dell'abitazione, ma soprattutto alcuni giorni dopo l'emissione di una misura cautelare così restrittiva nei confronti di un professionista dei furti, in questo caso in auto in sosta. Determinanti sono state anche le telecamere del circuito di videosorveglianza comunale del comune di Cessalto, che ci hanno permesso di ricostruire l'evento. In un minuto questo soggetto riusciva a rompere il vetro, a portar via la borsa e ad allontanarsi con la sua auto.